La peste suina africana continua a fare paura, il virus non è arrivato in Veneto e questo è un bene. I contagi però avanzano. Mercoledì scorso è stato registrato un caso nel Piacentino, in Emilia-Romagna. La malattia, è giusto ricordarlo, non ha conseguenze sull'uomo, ma sono molti i danni che può provocare. La peste suina africana, pur essendo una malattia estremamente grave per quanto riguarda l'allevamento, non ha alcuna ripercussione per quanto riguarda l'uomo, non è trasmissibile all'uomo. Detto questo, la preoccupazione nostra, ovviamente come attori del settore, sono le conseguenze economiche per le aziende agricole se dovessero trovarsi in un territorio nel quale la peste suina africana comincia a diffondersi e che implicherebbe il blocco della movimentazione dei capi e quindi delle macellazioni, della vendita. A Padova il tema dei cinghiali si lega alla diffusione della malattia. Gli agricoltori chiedono maggiori controlli. Noi continuiamo a richiedere un intervento importante rispetto alla riduzione del numero dei cinghiali presenti nei coliuganei, a maggior ragione rispetto alla presenza o alla possibile presenza, futura presenza della peste suina africana, però comunque anche per quanto riguarda la sicurezza delle aziende agricole e dei cittadini che i colli regionali li attraversano e quelli che ci vivono nei coliuganei, insomma. Due problematiche, quelle della peste suina e della diffusione dei cinghiali, che vanno affrontate facendo squadra con gli enti presenti sul territorio, sottolineano i rappresentanti degli agricoltori. Noi abbiamo la grande opportunità nel nostro territorio di avere una grandissima università che è dotata di strumenti e di sia tecnici che, come dire, conoscitivi, che ci possono permettere di arrivare alla definizione delle problematiche in maniera precisa e scientifica, per cui credo che la relazione con l'università debba essere sempre più presente nei nostri territori proprio per trovare soluzioni a quelle problematiche estremamente complesse che necessitano ovviamente di conoscenze, di tecnica e di capacità che sono all'interno e vengono formate all'interno del nostro sistema universitario.